Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Volevo puntualizzare solo una cosa rispetto al discorso che avevamo fatto prima del coffee break. In realtà noi urologi chiediamo sempre se ci sono problematiche di tipo andrologico, anche se il paziente viene per motivi urinari, perché ovviamente noi, tra virgolette, siamo cultori, no, di apparato urinario e genitale maschile. Ci sono delle situazioni in cui ad esempio una prostatite cronica batterica si ripercuote sulla sfera sessuale, una banale fimosi può provocare addirittura non ritenzione d'urina, quindi è imperativo chiedere se il paziente ha anche problemi di carattere urologico, scusi, andrologico. Sessualità maschile e femminile, come abbiamo già detto, non sono separate, ma si parla di sessualità di coppia, questo per un'adeguata funzione sessuale e una funzione ovviamente, come tutti si augurano, del tipo riproduttivo. La linea di confine tra urologo e ginecologo è veramente, diciamo, molto smussa per quanto riguarda le disfunzioni sessuali femminili, in quanto ci possiamo trovare di fronte a chirurgia di sterectomia o tutti gli interventi per stress incontinence, dove praticamente possiamo affrontare il discorso sia come urologi ma soprattutto come ginecologi. E ovviamente il sessuologo ha un apporto fondamentale a mio modo di vedere. Dicendo pochissime cose sulla disfunzione sessuale, perché ne abbiamo parlato la mattina e ne parlerà dettagliatamente la dottoressa Soldà nel pomeriggio, diciamo che necessitiamo di una corretta neurofisiologia dal punto di vista ormonale, dei neurotrasmettitori, di una psiche integra ovviamente, e ovviamente dal punto di vista anatomico un'integrità del sistema nervoso autonomo, ortosimpatico, parasimpatico e ovviamente del pudendo. Questo per avere una fisiologia rispettata della risposta sessuale nella donna. Quando abbiamo alterazioni del desiderio, dell'eccitazione, dell'orgasmo o disturbi da dolore sessuale, appunto si parla di disfunzione sessuale. Noi nella pratica clinica vediamo molte persone anche anziane, quindi la longevità ci fa piacere, però c'è anche un invecchiamento e questo può provocare determinate patologie, sia neurologiche, vascolari, endocrinologiche, che ovviamente possono anche queste essere dei fattori di rischio più o meno modificabili per disfunzioni sessuali. Dal punto di vista prettamente urologico, quello che ci troviamo di fronte, il problema grosso, sono le pazienti che vengono sottoposte ad esempio a cistectomia radicale per un'eplasia per esempio, dove si fa addirittura un exenterazio anteriore e quindi abbiamo un problema sia di paura della paziente perché magari ha fatto un intervento chirurgico oncologico, abbiamo un accorciamento della vagina per cui possiamo avere dei problemi anche tecnici di penetrazione e ovviamente anche un danno sull'immagine corporea dove facciamo di solito delle derivazioni ortotopiche ma tante volte dobbiamo fare delle derivazioni esterne con il sacchetto e quindi come qualità di vita se ne può discutere da questo punto di vista e ovviamente ne parleremo poi con la dottoressa Soldà. Mi focalizzo, come abbiamo detto, sulla problematica uroandrologica, in particolar modo sui due sintomi principali, che sono disfunzione erettile e l'eiaculazione precoce. E noi abbiamo degli ambulatori proprio stracarichi da questo punto di vista. Disfunzione erettile ha una prevalenza molto importante, incrementa appunto con l'età e è correlata a fattori di rischio che sono specifici. E in proiezione vedete come la prevalenza si fa veramente seria perché si raddoppierà sicuramente nel 2025 la prevalenza di pazienti appunto con questo sintomo. Dal punto di vista della risposta sessuale maschile diamo per buono tutto quello che abbiamo detto ovviamente di pertinenza femminile. In più c'è una problematica della geometria peniena che deve essere normale per avere una funzione erettile normale. Se uno di questi parametri non va bene, ovviamente ci troveremo di fronte a una disfunzione erettile che può essere classificata come lieve, moderata o completa a seconda della gravità dei sintomi di quello che ti dice il paziente.
e scolasticamente viene diciamo suddivisa in una DIE di tipo psicologica o organica, molto frequentemente di tipo misto. Dal punto di vista psicogeno sicuramente c'è una reazione psicosomatica che altera in qualche modo la funzione erettile, agendo in particolar modo sul sistema neurovegetativo. La reazione ansiosa che si scatena aggredisce quasi l'erezione stessa e può dare origine a un deficit erettile iniziale, cioè di difficoltà nell'erezione, nella tumescenza, o quello che viene chiamato deficit erettile di mantenimento. L'ansia è sicuramente distruttiva nei confronti della sessualità. Possiamo suddividerla in una DIE psicogena di tipo generalizzata soggettiva, di tipo situazionale, di tipo relazionale o di tipo ambientale, soprattutto con i problemi noti, diciamo anche relativi a crisi economica. Lo stress dà dal punto di vista organico un incremento dell'adrenalina e questo praticamente dà un effetto vasocostrittore a livello dei corpi cavernosi. Per quanto concerne la DIE di tipo organica, qui vi ho elencato tutte le cause possibili. A livello del pene ci sono molte patologie tipo l'indurazio penisplastica, l'incurvamento congenito, fibrosi dei corpi cavernosi o una banale fimosi. Dal punto di vista vascolare, tutte le cause di ipoafflusso, ad esempio arteriosclerosi in pazienti con vasculopatici, o da iperdeflusso venoso, cioè quello che viene chiamato deficit veno-occlusivo. Ovviamente tutte le cause neurologiche, con compromissioni dei centri superiori, midollari e periferici, e tutte le cause metaboliche, in particolar modo il diabete mellito. Abbiamo già parlato anche eventualmente di farmaci che possono causare la disfunzione erettile e la chirurgia pelvica, in particolar modo i nostri interventi chirurgici di prostatectomia radicale o di cistectomia radicale, che anche se attualmente facciamo delle tecniche con nerve sparing, cioè con risparmio nei nervi irrigenti, molte volte necessitano di una terapia diciamo farmacologica adiuvante. Spezzavo una lancia per la problematica molto seria del doping estetico, soprattutto. Quando vi trovate di fronte a un paziente giovane con problematiche sessuali, chiedere, e non è facile perché sono come, tra virgolette, dei bugiardi, no? Tante volte bisogna indagare, io non prendo niente, eccetera. In Italia ci sono quasi 300.000 persone che prendono sostanze tipo anabolizzanti, eccetera. E attenzione anche agli integratori, perché ci sono molti studi che hanno documentato che almeno 6 integratori su 10, quando scrivono prendo creatina, eccetera, eccetera, e altro, quelle e altro contengono delle sostanze illecite e sono molto pericolose. Quindi chiedere sempre questo quando ovviamente vi viene una persona giovane che vedete che magari può essere palestrata. La diagnosi è un puzzle, l'anamnesi di fondamentale importanza, valutare i fattori di rischio, le patologie concomitanti, la terapia farmacologica, eccetera, e ovviamente un'anamnesi sessuologica con domande mirate perché ci possono indirizzare verso una forma ovviamente psicogena che ha un inizio di solito più acuto, con presenza di buone erezioni notturne, con una normale eiaculazione, con un andamento più capriccioso. E una forma invece organica dove ha un inizio più subdolo, di solito non è reattiva, non relazionale o situazionale, le erezioni notturne generalmente si riducono e ha un andamento diciamo in gravescente e ovviamente un'associazione con altri fattori organici o iatrogeni. L'esame obiettivo è fondamentale, deve essere generalizzato e all'apparato genitale esterno, bisogna fare un'esplorazione rettale, una banale prostatite cronica può dare una problematica sessuale e se non siamo soddisfatti si fanno degli esami ematochimici di primo livello che qui vi ho elencato secondo le linee guida urologiche. Il PSA viene fatto non tanto per problemi diciamo di tumori e cose del genere, però
ha un indice di proliferazione, anche una prostatite, il PSA può essere molto elevato, quindi lo consigliamo sempre. E poi ci sono degli esami strumentali di secondo, di terzo livello, che qui vi ho elencato, e a parte l'NPT test, che è un test utile per la diagnosi differenziale fra forma psicologica e forma organica, attualmente la cosa migliore da fare come esame di secondo livello è l'ecocolor Doppler peniana dinamica, perché ci dà molte informazioni per quanto riguarda la morfologia dei corpi cavernosi, la compliance dei corpi cavernosi, se ci sono placche o meno di indurazio plenispastica, valuta benissimo l'apporto arterioso, basti pensare che le arterie sono molto piccole, 5 mm, e ci dà anche molte informazioni per quanto riguarda l'eventuale deficit veno-occlusivo. Gli altri test, che sono neurofisiologici o risonanza magnetica della sella turcica o cavernosometriografia, vengono fatti in casi specifici, ad esempio lì dove abbiamo un paziente neurologico, tipico sclerosi multipla per esempio, pazienti che hanno un adenoma della sella turcica, patologia rara, però in una settimana, compreso ieri, ne ho visti due, uno giovane e uno più anziano, oppure la cavernosometriografia, che si fa come esame di terzo livello quando vogliamo in qualche modo quantificare o mappare il deficit veno-occlusivo in previsione di interventi penieni, di chirurgia di placa o addirittura per il posizionamento di protesi peniene. L'angiografia peniena attualmente è usata solamente nella diagnosi del priapismo ad alto flusso e in contemporanea possiamo fare anche una scleroembolizzazione per risolvere il problema. Cosa facciamo una volta che abbiamo fatto diagnosi? Diciamo che da sempre l'uomo ha cercato rimedi, come sapete, in caso di sessualità malata, quindi a seconda delle epoche, degli imperi, eccetera, si sono sempre appoggiati praticamente a bevande magiche, intrugli, eccetera, per aumentare la sessualità e la prestazione, diciamo, sessuale maschile. Ci sono state varie rivoluzioni nell'arco del tempo, soprattutto per le conoscenze di fisiopatologia, però direi che quello che veramente sta sconvolto un po' la diagnostica e l'approccio terapeutico è l'introduzione della terapia orale con il sildenafil nel 98. Dobbiamo sicuramente sapere che il deficit erettile non è una malattia, ma è un sintomo, per cui dobbiamo cercare di correggere ovviamente tutti i fattori di rischio, per così dire, che possono essere la causa del deficit erettile stesso. Basti pensare a un paziente diabetico che non sa di essere diabetico e viene per disfunzione erettile, gli fai la glicemia a 400, risolvi la problematica del diabete e lui è felice e contento. Quindi banalmente anche l'attività fisica può dare un miglioramento o il compenso di tutte le cause appunto che vi ho elencato. Vado rapido ovviamente perché c'è parecchio da dire. E un ruolo fondamentale a mio modo di vedere è comunque la psicoterapia, perché le cause di solito sono sempre organiche, anche miste, diciamo, perché di fronte anche a una problematica organica il paziente ha un'ansia da prestazione, poi per cui le due cose sicuramente devono andare in parallelo. E a mio modo di vedere prima sarebbe opportuno sentire il paziente e poi se il sessuologo, il psicosessuologo ritiene opportuno dovrebbe anche coinvolgere la partner, però ovviamente bisogna vedere con chi stiamo parlando, perché se eventualmente la partner è una persona troppo aggressiva può essere controproducente ovviamente per la soluzione del problema, anche se è un problema di coppia, tenendo conto che comunque l'uomo ti viene o perché vive una coppia consolidata oppure perché magari ha delle prestazioni così occasionali per cui anche la scelta, come vedremo, dei farmaci è completamente differente. Utilizzare sempre farmaci sperimentati e autorizzati. Questo soprattutto lo dico nell'era internet, perché gli eccipienti che ci sono sul sildenafil comprato a 3 euro via internet sono terribili. Sono un sacco di lavori scientifici che documentano che pazienti sono diventati ipertiroidei o diabetici proprio per questo, quindi sempre sperimentati e autorizzati. La terapia orale dal punto di vista farmacologico è la terapia di prima linea,
Dal 98, come sapete, si è introdotto il sildenafil. Sapete, penso, il meccanismo d'azione: sono inibitori delle fosfodiesterasi, quindi si aumenta il rilassamento della muscolatura liscia e quindi si induce una maggiore prestazione sessuale. Attualmente ce ne abbiamo 4 di diversi tipi, che praticamente hanno quasi sempre gli stessi effetti collaterali. Si differenziano un po' sul tipo di assunzione, sulla modalità di assunzione e soprattutto sull'emivita. Attualmente quello che ha un'emivita maggiore è il tadalafil. Si è introdotto anche il lavanafil, che ha un'emivita, diciamo, intermedia tra il tadalafil e il sildenafil o il vardenafil. Io personalmente coinvolgo molto il paziente, perché faccio una terapia, diciamo, su misura. Discuto di rischi, benefici, costi, rendo appunto il paziente attivo nella scelta, perché gli chiedo qualche frequenza ha, dei rapporti, se deve programmarli, se non deve programmarli, se la coppia è stabile, se non è stabile, e soprattutto cosa vuole, cioè se una velocità d'azione. Questi sono appunto tutti farmaci che vi ho elencato, con più o meno effetti collaterali che sono veramente ridotti attualmente. Sono farmaci che sono efficaci e molto sicuri. Volevo spezzare un'arancia anche per il discorso che avevamo fatto prima all'introduzione di chiedere sempre, no, se ha un problema andrologico o meno, perché ad esempio il tadalafil 5 mg preso ogni giorno migliora di tantissimo anche la performance menzionale. Questo perché le fosfodiesterasi non sono presenti solo a livello dei corpi cavernosi, ma in tantissimi tessuti, in particolar modo a livello dell'uretra prostatica e del collo vescicale. Per cui un paziente che ha ipertrofia prostatica associata a disfunzione erettile e LUZ, cioè sintomi delle basse vie urinarie o irritativi o ostruttivi, trovano un beneficio incredibile da questo farmaco. Questo è un lavoro ad esempio di Iannini, dove ha valutato, in uno studio anche multicentrico, che praticamente in media si assume una pastiglietta, diciamo, alla settimana, e i pazienti prediligono più l'on demand rispetto eventualmente a una terapia continuativa, ovviamente anche secondaria ai costi, che non sono da sottovalutare. I pazienti che non rispondono alla terapia orale possono fare la terapia iniettiva con delle prostaglandine. Poco si usa il MUSE da noi, che è questo introduttore a livello uretrale di prostaglandina, perché dava problemi soprattutto di stenosi dell'uretra e una scarsa efficacia. Attualmente c'è il Vitaros, che è una pomata che si introduce a livello del meato uretrale esterno. Tutto da vedere, dopo vi dirò. E usiamo noi ad esempio molto la vacuum device, perché soprattutto come riabilitazione dei corpi cavernosi dopo prostatectomia radicale, perché è un dispositivo a vuoto che ti fa stretching praticamente del corpo cavernoso, e coadiuvato a terapia orale o iniettiva, da iniziare subito dopo la rimozione del catetere, aumenta notevolmente la possibilità di riprendere appunto un'adeguata funzione sessuale da parte soprattutto di questi pazienti prostatectomizzati. In casi di ipogonadismo si possono usare dei prodotti, soprattutto dei gel a base di testosterone, e soprattutto in pazienti che improvvisamente non rispondono più alla terapia orale, i pazienti magari diabetici scompensati con sindrome metabolica, per cui si ripristina il testosterone e risponderanno di nuovo agli inibitori delle fosfodiesterasi. La terapia chirurgica invece ha ristretto le sue indicazioni. Facevamo interventi di arteriorizzazione della vena dorsale del pene o di legatura della vena dorsale del pene. In realtà si è visto che a distanza di del tempo 30% resiste con una buona funzione sessuale, il 70% poi si ha comunque una fuga venosa, per cui si fanno solo in casi selezionati e anche in centri di riferimento. Ultima spiaggia è la terapia protesica in disfunzione erettile grave, associata o meno a indurazio penisplastica, anche una diepsicogena dove ci sia però un'indicazione dal punto di vista psichiatrico.
Bisogna informare benissimo il paziente di quello che va incontro, cioè del tipo di protesi che vuole mettere, di quello che andrà incontro, delle complicanze e soprattutto che la protesi serve solamente per dare una possibilità al paziente di penetrare. Non cambia la sensibilità al glande, per esempio, anzi tante volte si desensibilizza, cambia anche un po' la morfologia del pene, per cui deve essere informato di tutto. Ne abbiamo due, uno che è la 500, che ti fa 500.000 km, non si rompe mai, e che sono due cilindri che vengono messi praticamente a livello dei corpi cavernosi. L'altro che è la Ferrari, tricomponente, che magari può avere dei piccoli intoppi, quindi bisogna un attimino ritoccarla. Questa è un'immagine di protesi malleabile, questa è la tricomponente dove abbiamo i due cilindri collegati con una pompa posta a livello infravescicale e un serbatoio e una pompa a livello dello scroto, praticamente questa ovviamente più fisiologica. Il grado di soddisfazione comunque è molto alto, nel 90% nelle protesi malleabili, addirittura il 95% per quanto riguarda quella tricomponenti. E qui vi ho inserito, per concludere la disfunzione erettile, la piramide del trattamento, diciamo, terapeutico. E veniamo un attimo all'eiaculazione precoce, altra problematica importante, perché è molto comune, più frequente rispetto alla disfunzione erettile, mal diagnosticata, mal curata e anche per tante volte incompetenza nostra. È frequente, vedete la prevalenza nel mondo, e è costante in tutte le fasce d'età. In pratica abbiamo una riduzione del plateau che è corto. Non mi soffermo su tutti i stadi dell'eiaculazione ovviamente e sulla innervazione, che anche qui è ortosimpatica, parasimpatica del pudendo, che si integra ovviamente in modo eccezionale con la funzione erettile. Solamente volevo soffermarmi sulla problematica di determinati neurotrasmettitori e ormoni, perché poi vedremo la terapia e soprattutto la serotonina, che è un'azione inibitoria, e oltre a tutto un corredo di altri neurotrasmettitori che ci possono essere. Le disfunzioni eiaculatorie sono molte. L'eiaculazione precoce è sicuramente la più frequente, con varie definizioni che sono state fatte da varie ovviamente società urologiche, andrologiche, sessuologiche, eccetera. Io direi che comunque l'eiaculazione precoce è un'eiaculazione che in modo persistente o ricorrente si manifesta alla minima stimolazione sessuale, prima, durante o poco dopo la penetrazione vaginale, in genere dopo 1 o 2 minuti, e dà un grande disagio, provoca un grande disagio nel paziente e soprattutto anche nella coppia. Può essere distinta in primaria, ce l'ha sempre avuta, secondaria, che compare a un certo periodo della vita del paziente. C'è una variante di tipo situazionale e un'altra variante in cui, dal punto di vista dello IELT, che è il tempo di di latenza eiaculatorio intravaginale, questo è perfetto, solamente che il paziente non si sente a suo agio, riferisce che non riesce a dominare completamente la eiaculazione. La cosa più severa ovviamente è l'eiaculazione anteportam. Come abbiamo detto, questo provoca un disagio importante sugli uomini, sul partner e anche ovviamente sulla coppia, e come sono stati riportati in vari studi, c'è un disagio importante durante i rapporti sessuali, vedete che percentuale. Anche dal punto di vista della soddisfazione del rapporto sessuale, il paziente con l'eiaculazione precoce non è confrontabile con il paziente ovviamente che non ha questo problema. Ci sono delle difficoltà interpersonali e ovviamente col rapporto della partner. I due scenari possibili dell'eiaculazione precoce primitiva sono questi: l'uomo single che ha avuto delle esperienze negative e che non vuole più avere eventualmente ulteriori esperienze, e quindi evitano relazioni intime proprio perché hanno paura di fallire.
e ci sono degli studi che documentano addirittura dei desideri suicidi documentati. L'altro invece è il scenario della coppia stabile, ad esempio, che ha trovato così un equilibrio, e questo equilibrio non c'è più o perché l'uomo trova un'altra persona, magari una relazione extraconiugale, quindi si rimette in discussione, o perché la partner non ne può più di questa situazione, per cui sono dei problemi che veramente vediamo ogni giorno nella nostra pratica clinica. L'eziopatogenesi non è solo psicologica, ma è stato documentato che c'è proprio un problema genetico organico, in particolar modo una riduzione della serotonina o della disponibilità della serotonina post-sinaptica. E quindi al di là dei disturbi dell'umore, delle alterazioni metaboliche, c'è questa problematica dell'eiaculazione precoce. Bassa tra l'altro serotonina, avremo una bassa prolattina. Per quanto riguarda quella acquisita, invece riconosce cause soprattutto organiche, e qui vi ho segnalato fattori ormonali, si integra molto bene con l'ipertiroidismo, o una serie di disfunzioni andrologiche. E vado avanti un po' veloce. L'anamnesi, bisogna innanzitutto fare una esatta e dettagliata definizione del sintomo sessuale, che talvolta non è sempre semplice, perché molti pazienti non riescono a dirci effettivamente qual è il loro problema. Molte volte vengono nel nostro ambulatorio e lo scambiano con una disfunzione erettile, perché la disfunzione erettile avviene perché ha l'eiaculazione precoce, per cui bisogna innanzitutto capirci bene e fare un'anamnesi ovviamente dettagliata dal punto di vista medico, farmacologico. E questo ci serve per fare la diagnosi differenziale, soprattutto per la EP primaria o di tipo acquisito o di tipo secondario. Ci serviamo molto spesso dello IELTS, che è uno strumento validato e molto utile. Generalmente tutti i pazienti che hanno eiaculazione precoce, nel 90% dei casi, hanno uno IELTS ridotto sotto un 60 secondi. Ovviamente ci sono anche dei vari studi, dei bias che bisogna ovviamente controllare, cioè tenere in considerazione per quanto concerne questo strumento, o si possono anche usare dei questionari validati per aiutarci in qualche modo a capire quanto disturba nella qualità di vita questo sintomo il paziente. L'esame obiettivo, a mio modo di vedere, è molto importante, anche perché ci possiamo trovare di fronte a situazioni anatomiche particolari come il frenulo breve, la fimosi. Esplorazione rettale fondamentale per eventualmente sentire una prostata congesta, fluttuante. Si possono eseguire nel caso di prostatiti anche la spermiocultura o test di Stamey, che sarebbe un esame urina prima e dopo massaggio prostatico. E qui vi ho segnato anche gli esami ormonali, che non sono raccomandati come routine ma che sono consigliati in determinate situazioni. Quindi, ricapitolando, è una disfunzione sessuale molto frequente, abbiamo visto le varie classificazioni e abbiamo visto anche l'approccio diagnostico diciamo adeguato. Cosa facciamo adesso di terapia? E questa secondo me è la cosa fondamentale comunque, è che la terapia sessuologica comportamentale, ovviamente non mi dilungo su questo perché siete voi comunque gli esperti, mi addentro soprattutto sulla terapia farmacologica, e qui è un grande problema perché nel 99% si tratta di farmaci off-label. Ce n'è solo uno, che dopo vi dirò, che viene usato come label, diciamo. Usiamo anche adesso degli anestetici locali che hanno una buona funzione, tenendo conto che non bisogna abusarne più di tanto perché possono essere molto irritanti anche per la mucosa vaginale della partner, e comunque hanno un successo veramente molto buono. I ciclici francamente non si usano più di tanto, anche perché hanno degli effetti collaterali cardiovascolari importanti, mentre si usano ancora adesso gli SSRI, proprio perché agiscono a livello della serotonina, aumentando il livello del neurotrasmettitore
una biodisponibilità a livello postsinaptico e quindi inibendo la eiaculazione, quindi da eiaculazione precoce uno può avere una eiaculazione adeguata. Quello che uso più di tutti è la paroxetina, comunque devono essere usati in continuativo, non ci sono fenomeni di tachifilassi e generalmente sono ben tollerati. Tenendo conto però che sono dei farmaci che anche nella sospensione bisogna stare molto attenti, perché ci possono essere delle sindromi di astinenza anche molto pericolose. E l'altra cosa è che diciamo possono esserci ovviamente dei vantaggi indubbi ma anche degli svantaggi che qui vi ho elencato, e ci sono degli studi ultimamente che hanno anche documentato un impatto ipotetico negativo sulla fertilità, come qui è riportato. Comunque si necessita di ulteriori studi per confermare comunque il dato. L'unico farmaco label è la dapoxetina, che è sempre un SSRI, però ha una breve vita, ha pochi effetti collaterali importanti. Forse noi abbiamo partecipato come Urologia Mesta a uno studio multicentrico ancora nel lancio del farmaco europeo, e sinceramente avevamo avuto solo lo 0,3% di casi di sincope, per il resto è un farmaco ben tollerato. Si differenzia dagli altri appunto per la vita, il tempo di eliminazione, ed è un farmaco che migliora tantissimo lo IELTS subito al primo dosaggio, e lo IELTS migliora di 4 volte rispetto al basale a seconda dei vari studi. La dapoxetina migliora significativamente anche la situazione ovviamente sessuale e determina una riduzione della frustrazione personale, aumenta la soddisfazione sessuale, la soddisfazione anche della partner, ed è un farmaco raccomandato dalle linee guida urologiche italiane e europee come farmaco di prima scelta. Le altre terapie possono essere degli analgesici, che si usano comunque in casi eccezionali, e gli alfa bloccanti, che vanno molto bene, che sono i farmaci che vengono usati banalmente nell'ipertrofia prostatica, che però ti danno eiaculazione retrograda, per cui uno può diciamo in qualche modo avere quest'altra complicanza. I pazienti ad esempio che vengono operati da noi di resezioni di prostata, che hanno eiaculazione retrograda, se tu non li spieghi bene, che è una cosa tra l'altro irreversibile, può sfociare anche addirittura in disfunzione erettile, perché non vedono più l'emissione dello sperma, quindi bisogna stare attentini. Sono molti studi anche con gli inibitori delle fosfolodiesterasi, Cialis, Levitra, eccetera, che per una supposta atonia delle vescichette seminali, però dagli studi che sono stati fatti non c'è un'evidenza così importante, ed eventualmente viene usata quando hai in concomitanza una disfunzione erettile. Prima si tratta la disfunzione erettile, poi si tratta l'eiaculazione precoce. Altre terapie associate ce ne sono, e secondo me la cosa migliore è sempre associare la terapia farmacologica a una counseling, una terapia psicosessuologica. Per chiudere, ci sono delle terapie chirurgiche come la frenuloplastica o la circoncisione, che possono in qualche modo dare un beneficio. Vi ho riportato qui anche altre tecniche di cui non ho esperienza, come la neuromodulazione e la neurotomia peniena, che vengono usate soprattutto in Asia. Queste sono le linee guida e racchiudono quello che vi ho appena detto, e possiamo così dire che, a mio modo di vedere, la cosa migliore è sempre spiegare bene al paziente, aiutarlo bene con un percorso, stressando il discorso che non dobbiamo abbandonarlo, ma dobbiamo seguirlo passo dopo passo, perché è una patologia veramente che sembra una banalità, invece crea grossissimi problemi, e ovviamente una terapia eventualmente orale, a mio modo di vedere, o con delle pomate di tipo anestetico. Concludo dicendo che le disfunzioni sessuali, in particolar modo quelle maschili che più che altro noi trattiamo, sono dei sintomi, sono la punta dell'iceberg di un sommerso, ed è quello che abbiamo fatto anche il discorso precedentemente dell'approccio multidisciplinare, cioè
Io personalmente che faccio parecchia andrologia e che faccio parte della società italiana, tramite la società italiana di andrologia abbiamo fatto tantissimi incontri con medici di medicina generale, perché sono il punto cardine, perché chi meglio di loro conoscono il paziente. Dopodiché, se me li mandano da me, io li inquadro per la disfunzione erettile o l'eiaculazione precoce, però io sinceramente mai mi penserei di trattare un paziente che ha un adenoma ipofisario, lo mando dall'endocrinologo, per cui è importantissimo parlarci, non dire io sono il più bravo del mondo, ma essere anche umili e fare una diagnostica, un trattamento terapeutico adeguato proprio per il bene del paziente. Perché dobbiamo mirare al benessere maschile? E concludo dicendo che il benessere del maschio va inteso in maniera più ampia. Infatti, ad esempio, i sintomi sessuali, in particolar modo il deficit erettile, è un sintomo che può precedere di 2 o 3 anni i problemi cardiovascolari. Questo è scritto in tutti i lavori scientifici. Pazienti che gli fai l'ecocolor Doppler e hanno un ecocolor Doppler disastroso e che praticamente gli salvi la vita quando li mandi dal cardiologo. Spesso, come vi ho detto, si associano a disturbi urinari, possono avere delle problematiche di carenza di testosterone. Comunque la cura del benessere dovrebbe partire appunto dalla gestione andrologica, portare l'attenzione su eventuali fattori di rischio, comorbidità ed infine sulle implicazioni psicosociali e lavorative del paziente. E vi ringrazio per la vostra attenzione.